Buongiorno amici ed amiche di Sportissimo, ormai stanno festeggiando lo scudetto, vittoria in quel di Roma 4-2, ormai festeggiano lo scudetto questi due soggetti. Ma l'Interclub ieri sera ha fatto festa? Come non c'eri? Intanto ricordiamo che cosa è successo? Ricordiamo che ieri abbiamo fatto la diretta Calcio 5 Show, questo signore non era presente, come sempre ormai ci sta denigrando, però la squadra sua ha vinto, quindi, giusto? Dico male? Ha vinto. Infatti non abbiamo parlato di Serie A ieri, però c'è da dire che abbiamo portato bene perché sono 3 su 3, ma Camprata maschile e femminile, esatto. 4-3. Anche il Pordenone no, 5-4, non dire fesserie. E la Macam femminile ha vinto, cazzo. E quindi questi qua stanno già festeggiando dopo il successo di Angelina Mango a Sanremo. Meritatissimo. Stiamo aspettando l'esito. Però, voglio dirvi subito questo, il 60% del televoto avrebbe dato la vittoria a Joliet, quindi il 60% ha detto Joliet, quindi il pubblico. Poi loro naturalmente tra radio, micchia, picchia e pacchie hanno deciso che vinceva la Joliet. Vi ricordo Elio e le storie tese nel 96, 98? 98 era, no? Quindi voglio dire, ha vinto lei. Io personalmente preferivo la canzone di Annalisa, però va tutto bene. Anch'io, forza Annalisa. Sinceramente, quando. Ecco, È abbastanza esagitato, Duri, allora il 29? Il 29. Ufficiale inizio prossima settimana. Però non si dice niente ancora. Ok, intanto che si libera il signor Federico per vedere i titoli della Gazzetta. Abbiamo un altro italiano in finale a Cordoba in Argentina. Dove? A Cordoba? Darderi e non Darderi, perché l'ho chiama? sentito bene. Darderi. Luciano Darderi. Vince la semifinale contro Baez al terzo set. Quanto? E riesce ad essere 6-3. 6-3 e vince al terzo set. E arriva in finale, quindi voglio dire, ragazzi, il tennis italiano sta spopolando. E stasera ore 23 diretta su streaming su Now TV o su Sky Sport c'è la finale contro un altro argentino. Certo, d'accordo, ma Esatto, sono solo loro. Tra l'altro Darderi è italo-argentino, tra l'altro. Vabbè, comunque, ma la finale contro? Perché è sorpresa, mi pare anche lì a partita adesso. Puoi controllare nel frattempo, intanto appena si libera, controlla. No. È a sorpresa l'esito anche dell'altra semifinale, nel frattempo si sta liberando il nostro amico Federico che ci darà lumi sulla Gazzetta. Sì, dai. Dici la finale contro Darderi contro. Tennis, devi andare a Cordoba. Comunque vorrei dire che il Bayer Leverkusen ha vinto 3-0 col Bayern, ma non ha vinto la Bundesliga. Questo qua in finale si fa il bagno, perché contro Bagnis. Facundo Bagnis che ha battuto a sorpresa, o almeno secondo il seeding. Chi è che ha battuto? In spagnolo non si pronuncia proprio così. Sì, vabbè, ma Bagnis. Ma chi ha battuto Bagnis? Chi ha battuto Bagnis a sorpresa? Bagnis si è fatto i fatti suoi naturalmente. Ha battuto e ha fatto una partita contro magari entro il 2025. L'ultima volta, giusto per dire, volevo dire, l'ultima volta che ha giocato contro Darderi ha vinto 2-7-0. Sì, ma con chi ha vinto la semifinale? Facciamo le robe fatte bene, visto che dopo anni che non c'era Sportissimo Live Café. Coria. Attenzione, no, è argentino spagnolo. Diciamo che era Bagnis comunque numero 207 delle classifiche ATP. E sarà sceso. Tra l'altro Darderi entrerà nei primi 100. Attenzione, questa è una bella notizia. Ma quante ne sa quest'uomo sul tennis? Da lunedì si parte a Rotterdam, prima che ci investano, vado verso l'edicola perché venite anche voi a vedere il titolo della Gazzetta, ovviamente. Ditemi se ho qualche macchina dietro. No, vai avanti, gira a sinistra, No, perché sono abbastanza bravo con la telecamera, non come Max. Sì, no, tranquillo, non ti preoccupare. Ma
Sì, adesso appena... Qual è il titolo? L'hai già visto? Pantani, Aquila Rosa. Ah beh, roba storica, eh. Facci vedere il calendario dell'Inter che troverete iscrivendovi all'Inter Club di San Vito al Tagliamento, del qui presente presidente Davide Urigon. Vediamo un po' di calendario. Facci vedere il calendario. Inter CN 69 per tutti quei chilometri che ho fatto per te. Internazionale. Ale. Era indietro, questo era. Esatto. Questo è dicembre dell'anno prossimo, di quest'anno, scusa. Siamo a febbraio. Sì, fammi vedere gennaio bella, eh. Sì. Peccato che gennaio è già andato. Febbraio. Io purtroppo ormai la posso vedere solo così lì. Adesso sì, beh, oddio, potete vedere anche lo Ciao, stadio. ciao. Ma pronostico, dai, tic e tac sulla Lazio, Champions League, inizia la Champions League di nuovo, eh? Sì, fra 2 settimane. Che succede mercoledì la Lazio? Nel frattempo che voi chiacchierate su Sì, questo facci, io vado a mettere non è ancora pronta. Quindi poi ci vediamo per Sì. un caffettino forse. Sì, ma dopo Duri ci fa vedere la copertina, no, della Gazzetta. E salutiamo quelli che ci stanno guardando. Vedo che c'è il nostro amico Francesco Marson dello Scafati Futsal Ciao Francesco, ciao. Ciao Francesco. Ciao. e poi altre persone, insomma. Ecco come sto Eccolo bene. qua, è rasato. Allora dai, eccolo qua, salutiamo anche Federico finalmente con la Gazzetta dello Sport, celebra l'Inter. Inter padrona, è qua. Pioli avanti tutta per il Milan, stasera ci date una passata Milan-Napoli 1 fisso per me. Vabbè, comunque, no, io volevo solo dire una cosa, no, prima che tu vada a mettere via. Volevo solo dire che il Bayer Leverkusen non ha vinto la Bundesliga, perché ho letto da qualche parte che avendo vinto lo sconto diretto a 5 punti, ma mancano un sacco di giornate. Cioè non è che ha ipotecato la Bundesliga, a mio giudizio, ma comunque se tutti pensano questo, E comunque Cosa hai messo? Io ho messo che 1x, tu hai messo 1-2 e l'hai presa. Ecco, vedi che sono e intelligente. il Real Madrid che ha Perché vinto vedi, facile contro il Girona. quella terza doppia che ho ricevuto mi ha salvato. Adesso vedremo i risultati domani sera con Juventus Udinese. Comunque anche Roma, mi sa che anche Roma Inter ho messo 1-2, perché io Te lo confermo, ho messo te lo 1-2, confermo. Io sono scaramantico. E quindi siccome ieri alla fine del primo tempo Eccoci il signor qua, Bruce riuniti. Antonio Riuniti. ha cominciato a dire, ha fatto il gufo al contrario, ecco, e sarà tanto che facciamo. Alla fine della partita naturalmente ha detto anche questa ce l'ho fatta, anche questa gufata. Allora, chi vuole venire a bere un caffè ci raggiunga qua a San Vito Tagliamento, paghiamo noi, anzi pago io, quindi lo dico. Va bene, allora io se mi prendo beccate però, non vi dico il bar però, non vi dico il bar però, perché troppo facile, no? Prendo perché, tutto, cappuccino, brioche, chi Sì, prendi quello che vuoi, Anche lo scudetto, già che ci sei, visto che era del Napoli e adesso va all'Inter. Bene, Max, noi ci rivediamo per le dirette di Calcio 5. Seguiteci, iscrivetevi al canale e chissà dove da saremo. dove e chissà quando. Scopritelo con i post. Non ci chiamate troppo, non esagerate. Mamma non mia, esagerate. ma quanti impegni abbiamo qua? Aspetta. Anche il calcio 11, Mamma mia. Dove vai a fare calcio 11? Calcio 11 a sorpresa, così sorpresa. segui il canale, 19, 19, ma non diciamo dove, ci sarà comunicazione. Lui Max, ormai si è sì, non delineato. segue. Non vuole. Lo aspettiamo sabato a Calcio 5 Show, vero? Ci sei? No. Non ci sei, mannaggia. Io sono un Però scaramantico. quella... Ah, sei scaramantico. Peccato che comunque appunto. perdete lo stesso anche se non viene. Ah no, volevo Sì, ricordare sì, che a breve, sì. a breve saremo Dove? a vedere Astra. Non devi dire niente. Non è ancora No, sicuro. non si sa. è ancora Come sicuro. non Non devo è dire. Non è ancora Perché? sicuro. Vabbè, allora siete proprio due. Federico, te il caffè Melograni. lo desideri, Melograni lo si può preferiresti dire. senza zucchero. Se riusciamo, se va a buttare via quel calendario dentro la macchina. Max, salutiamo tutti. Ciao, buona ciao. domenica a Auguri. tutti. Auguri. Angelina Mango. Manco. Vince a Sanremo. L'avevo detto. Angelina Manco. Manco io. Ma che ha vinto, sapete che ha vinto? Per il pubblico, l'ho detto prima, ha vinto Joliet, Joliet, Jolie, Jolou. No. Poi, comunque, quando